Amém? Vi invito ad alzare in piedi in questo momento. Cominciamo il nostro culto. Invito a chiudere i tuoi occhi. Invito a cominciare a parlare con il Signore perché sei venuto fin qua e perché e cosa vuoi che Dio faccia nella tua vita. Ti invito a abbassare la tua testa e alzare il tuo pensiero al cielo. Togli via ogni distrazione in questo momento, ogni cosa che tu stai pensando, che sia là fora, che sia una bolletta da pagare, che sia qualcosa che tu hai lasciato a casa, che sia un lavoro che tu deve andare domani o settimana prossima o adesso, togliamo via ogni distrazione. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi vogliamo cominciare questo culto di adorazione a Te, dicendo che Tu sei degno di ogni lode, Tu sei degno di essere innalzato in questa chiesa, Tu sei degno di essere adorato. Noi vogliamo dichiarare la Tua santità, Signore. Noi vogliamo dichiarare che non c'è nessun altro, Signore, che sia pari a Te. Noi vogliamo, Signore, innalzare il Tuo nome, che è al di sopra di ogni nome. Padre, che questo culto, Signore, che questa sera, che questi momenti la Tua presença, Signore, possa essere un momento di libertà, non di prigione, Signore, che noi non possiamo essere aprigionati a qualcosa che c'è là fora, a pensieri negativi, a lavoro che non ha dato male, o qualcosa che dobbiamo pagare, Signore, o qualche cosa che ci ha attristati questa settimana, Signore, ma che noi possiamo avere la libertà questa sera, la libertà di adorare il Tuo nome, di innalzare il Tuo nome, di rendere a Te adorazione, Padre. Padre, nel nome di Gesù, io ti chiedo in questo momento di mettere dentro di noi la Tua allegria, la Tua gioia, Signore. Io ti chiedo di mettere in questo momento, Signore, la volontà di saltare la Tua presenza, la volontà di gioire la Tua presenza, la volontà di dichiarare il Tuo nome, la volontà di liberare, Signore, liberarsi di ogni catena, di ogni cosa che ci aprigiona questa sera. Padre, io ti chiedo questa sera di mettere dentro noi, Signore, questa allegria che viene dal cielo, dal Signore, Padre, e che che noi non possiamo spiegare, Signore. Ti chiedo di mettere pace nel nostro cuore, ti chiedo di mettere pace nella nostra mente, Signore, la pace che noi non possiamo capire, Signore, ma che viene da Te, Signore. Forse, Signore, le persone pensano che noi dobbiamo essere disperati, ma noi sappiamo che noi crediamo in un Dio che può ogni cosa, Signore, e per questo io ti chiedo, Signore, metti la Tua pace dentro di noi, metti la Tua pace nel nostro cuore oggi, che questo, Signore, sia un giorno che noi possiamo dire: io sono qui per innalzare il Re dei Re, il Signore del Signore, il mio Dio, colui che mi ha scelto, colui che mi ha salvato, Padre, perché Tu, Signore, meriti la nostra migliore adorazione, Padre, nel nome di Gesù. Noi ti ringraziamo, Signore, noi ti ringraziamo. Ti invito a fare un applauso al Signore. Voi siete pronti per lodare il Signore? Qualche giorno fa ho visto un video della sorella Goia che ballava, ma ballava molto bene. Una gioia mi è venuto in vedere quel video lì. E quindi vi invito a ballare come la sorella Goia oggi, gioire alla presenza del Signore. Questa canzone dice che c'è festa nella casa del Signore, quindi noi siamo gioiosi di essere qua. Amen? Facciamo un altro applauso al Signore. E così carichiamo bene le nostre mani. Alleluia. Nella presenza degli angeli sempre io ti loderò, ti loderò. In guerra vittoria io ti loderò, ti loderò. Sopra tutta la terra un nuovo canto si sentirà.
entro nella tua presenza, riceverò il tuo potere, e quanto più il tempo passa, io voglio te. Fuoco, Fuoco cade, la chiesa canta, il nemico cade giù. Fuoco e gloria nella chiesa, di grande unzione, di grande unzione. La festa salirà e la tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono di alleluia. Il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono di alleluia. nella presenza degli uomini, Nella presenza degli angeli sempre io ti loderò, anche se sono in guerra, Anche se sono in guerra, celebrerò la mia vittoria. Io ti loderò, sopra tutta la terra, il nuovo suono si sentirà, la tua allegria è la forza che mi dà Dio, più di meraviglie, che meraviglie, loderò, loderò, loderò. Io entro nella tua presenza, riceverò il tuo potere, e quanto più il tempo passa, io voglio te. Il fuoco cade, la chiesa canta, e il nemico cade giù. Fuoco e gloria nella chiesa, mi voglio un sole, mi grande unzione. Il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono di alleluia. Il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono di alleluia. solo la chiesa dichiara Il suono della festa salirà, si sentirà, di alleluia. più forti, dichiara più forti, Il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono di alleluia. continuando, adesso facciamo ancora meglio, quando noi cantiamo, noi saliremo dalla terra, sai cosa vuol dire salire dalla terra? Saltare, proviamo? Vai, proviamo! Dois, três, Il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono di alleluia. Il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà, sentirà un nuovo suono di alleluia. Alleluia. aleluia! 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 Até que sei santo, Signore, noi ti innalziamo. Alleluia! Alleluias! Tu sei santo, Signore. E noi vogliamo questa sera dichiarare questo. Con tutta la nostra forza, noi vogliamo dichiarare questo, Signore.
que tu sei santo e santo per sempre. Tu sei santo e santo per sempre, Padre. Tu sei santo e santo per sempre. Molte generazioni arrese in lode, cantando una canzone a quelli che sono andati da te e quelli che crederanno, cantando una canzone a il tuo nome è il più alto, il tuo nome è il più grande, il tuo nome è al di sopra di tutto, i troni e i domini, governi e poteri, il tuo nome è al di sopra di tutto, e gli angeli clamano santo, tutta la creazione santo, esaltato sei, santo per sempre. Chi è stato perdonato e redento canta una canzone a colui che è libero e porta il suo nome, canta una canzone e per sempre canteremo amen, e gli angeli clamano santo, tutta la creazione santo, esaltato sei, santo per sempre. Il tuo popolo canta santo, si arrende il re, santo, tu sempre sarai santo, santo per sempre. Tuo nome è il più alto, tuo nome è il più grande,
santo, santo per sempre. Tu sempre sarai, Tu sempre sarai santo, santo per sempre. glória a Dio. Tu sempre sarai santo. Sempre sarai, tu sempre sarai santo per sempre, sempre, chiari così. Si sente tua gloria in mezzo si sente la tua gloria in me. Grandi cose stanno arrivando, inizia il soprannaturale. Dichiari Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai si manifesterà. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai si manifesterà. Si sente oggi qui, si sente la tua gloria in mezzo a noi. Grandi cose, inizia il si sente oggi qui, si sente la tua gloria in mezzo a noi. Grandi cose stanno arrivando, inizia il soprannaturale. Alza la tua voce e dichiari Yahweh è qui. Yahweh, Rafa,
questo mondo, su tutto quello che dici di no, su tutto quello che diminuisce il nome di Dio. Yahweh si alzerà in questa nazione. Yahweh si alzerà in questa nazione. Se noi Chiesa del Signore adoriamo il nome suo, se noi Chiesa del Signore chiamiamo il suo nome, se noi Chiesa del Signore cerchiamo la sua faccia, Lui ascolterà dal cielo e cambierà questa nazione e troverà un popolo che chiama e per il suo nome in questo luogo. Se noi alziamo la nostra voce e dichiariamo, se tu lavori, Lui si manifesterà. Yahweh si manifesterà, Jireh si manifesterà, Rafa si manifesterà, si manifesterà. Yahweh si manifesterà, Jireh si manifesterà, Rafa si manifesterà, si manifesterà. Jireh si manifesterà, Rafa si manifesterà, si manifesterà. Yahweh si manifesterà, Jireh si manifesterà, Rafa si manifesterà, si manifesterà. Yahweh si manifesterà, Rafa si manifesterà, si manifesterà. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, si manifesterà. Io avrò qui Elohim. Noi ti adoriamo, Signore. Solo tu sei degno, solo tu sei degno, Signore. Solo tu sei degno. Abbiamo una promessa da parte del nostro Dio, che in qualunque nostro bisogno, in qualunque nostra necessità, noi possiamo invocare il suo nome.
uno di questi nomi che abbiamo appena cantato, perché in ognuno di questi nomi c'è potere. C'è potere per curare, c'è potere per fare miracoli, c'è potere per venire incontro ad ogni bisogno della tua vita. Qualunque sia la tua situazione, qualunque sia la tua necessità, segui il consiglio che la parola di Dio ti dà. Invocami e io ti risponderò. Invocami e io ti risponderò. Che noi possiamo vivere queste parole nella nostra vita, dichiarando che solo Gesù è il Signore che può aiutarci, solo Gesù è il Signore che può venire incontro ai nostri problemi. Diamo tutto a Lui, diamo tutto a Lui, perché in ogni problema della nostra vita, quando noi invocheremo il nome di Yahweh, l'Eterno, Lui ci risponderà, Lui ci aiuterà e non ci lascerà da soli. Amen. E possiamo vivere questo ogni giorno nelle nostre vite, facendo ogni giorno esperienze nuove con lo Spirito Santo di Dio. Amen. Io ti invito a sederti qualche minuto. Amen. Pace del Signore a tutti. È una gioia essere qua questa sera a poter lodare il nostro Dio insieme a tutti quanti voi. Abbiamo dei visitanti oggi qua che vogliamo salutare in un modo degno dei vostri visitanti. Allora, sono qua con noi la famiglia di Adejalmo, c'è Adejalmo, Eliane, Lorenzo e Augusto, che sono lì dietro. C'è Beatrice, che è venuto insieme a João, anche Luigi, insieme a Daniele e Edoarda, giusto? E abbiamo Jacqueline, che abbiamo già avuto il piacere noi di conoscere, è la sorella del nostro fratello Gilson, che è lì dietro. Siete tutti quanti benvenuti, ma la Chiesa vuole salutarvi in un modo speciale, quindi cos'è che possiamo dire ai nostri visitanti? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Amen. Possiamo dare un abbraccio a questi fratelli, a queste sorelle che sono qua oggi. Date un bel abbraccio, bravissimi. Alberto, dai un abbraccio a Adejalmo, che possa essere una benedizione che stai dando in questo momento. Amen. Ok, ci siamo coi visitanti, abbiamo qualche avviso per i prossimi giorni. Prima di tutto, domani tutte le donne ormai devono già più che saperlo, ma tutte le donne saranno benvenute al nostro tè delle donne domani pomeriggio alle 4:30 con la missionaria pastora Marta Vieira. Ci sarà il tè delle donne qua in chiesa, sarà un momento speciale per tutte le donne della nostra chiesa. Possiamo fare un bel grido di vittoria alle nostre donne che sono gioiose di venire qua domani. Molto bene, molto bene. Quindi domani tutte le donne sono benvenute, ma sapete che questo invito è esteso non soltanto alle donne che oggi sono qua presenti, ma a tutte le persone, tutte le donne che voi conoscete che hanno bisogno di una parola da parte di Dio per le loro vite. Invitate queste persone, sarà sicuramente un pomeriggio di benedizione, di comunione, di essere uni in Cristo e soprattutto di presenza di Dio in questa chiesa. Oltre a questo abbiamo i nostri soliti impegni della settimana, i culti in casa, c'è la sala di intercessione qua alle 7:30 ogni sabato. Vogliamo presentare ancora una volta il nostro corso Seguitemi, lo abbiamo già presentato nelle scorse settimane, lo abbiamo presentato sui gruppi della Chiesa, sui social della Chiesa. Là dietro sul tavolo, di fianco a dove potete vedere Daniel, tra Daniel e Sandro esattamente, ci sono i fogli per le iscrizioni al nostro corso Seguitemi. È importante fare questo corso? Non è importante, è fondamentale fare questo corso. Chi può fare questo corso? Chiunque. Anzi, tutti sono veramente benvenuti a iscriversi a questo corso. Perché? Perché se tu credi che Dio ti abbia salvato, se tu credi che Dio abbia messo in te lo Spirito Santo e abbia dato in te un pegno della salvezza, come dice l'Apostolo Paolo, allora sai che non puoi fermarti qua. Tu sai che hai un obiettivo ancora da raggiungere su questa terra e questo obiettivo è la tua chiamata. In questo corso noi scopriremo
qual è la nostra chiamata e scopriremo come mettere in pratica questa chiamata. Per questo motivo io voglio invitarvi a iscrivervi a questo corso. Potete iscrivervi lasciando il vostro nome su questo foglio, potete iscrivervi mandando un messaggio privatamente a me, non c'è nessun problema, ma iscrivetevi perché sarà veramente qualcosa di molto importante per le vostre vite, prima di tutto, per la Chiesa e soprattutto per il regno di Dio su questa terra. Quindi io voglio veramente invitarvi ancora una volta a iscrivervi a questo corso. Abbiamo detto che le lezioni saranno ogni 2 settimane, molto probabilmente si faranno il giovedì sera, tutto online, a parte qualche lezione che sarà in presenza, e proprio la prima lezione sarà mercoledì 18 ottobre e sarà qua in presenza. La faremo in presenza perché quel giorno sarà qua con noi il pastore Paulo Pereira. Non so se vi ricordate chi è questo pastore, è già stato qua con noi qualche mese fa, abbiamo cominciato con lui questa collaborazione e è proprio attraverso questa collaborazione che cominciamo a fare questo corso. Lui sarà qua, ministrerà questa prima lezione del corso e per questo motivo la prima lezione sarà in presenza qua in chiesa mercoledì 18 ottobre. Poi le altre lezioni saranno quasi tutte online, a parte alcune lezioni speciali che potremo fare nuovamente qua in presenza. Il corso è gratuito, ma la partecipazione è molto molto importante. Non pensate che perché il corso è gratuito si può venire come non venire. È fondamentale, è essenziale che tutti quanti noi partecipiamo. Tu che sei operaio, tu che sei leader, è più che fondamentale, ma tu che aspiri a qualcosa di più, al vivere la tua chiamata per il regno di Dio, è altrettanto fondamentale che tu possa iscriverti e partecipare a questo corso. Per oggi chiudiamo qua, la settimana prossima lo presenteremo di nuovo sicuramente, ma le iscrizioni finiranno, non so esattamente che giorno sarà, comunque penso all'incirca il 7 ottobre, tra il prossimo culto. Esatto, il prossimo culto finiranno le iscrizioni al corso. Ok, abbiamo un video da mandare in onda, se possiamo spegnere un attimo gli abbaglianti. Fusion. Secondo culto Fusion, lo chiameremo il Fusion Day perché sarà di tutto il giorno, è l'incontro per teens e giovani, i teens sono quasi tutti là dietro, al terzo anello di San Siro e anche là, vedete, fanno proprio tutta la piccionaia, no? Come la chiamano, tutta la parte in fondo, ci sono anche i giovani qua in chiesa. Mi raccomando, venite a questo incontro, sarà una giornata speciale per i nostri giovani, per i nostri teens. Dove sono i genitori dei teens? Alzino la mano i genitori dei teens. Bene, i genitori dei teens sono obbligati a portare i loro figli questo giorno in chiesa. Questa giornata comincerà alle 9 di mattina e finirà verso le 6 di sera. Quindi avete tutto il pomeriggio dopo libero, genitori, per farvi i vostri programmi, per andare a mangiare fuori, per farvi un bel giretto, ma i figli lasciateli qua che ci pensiamo noi. Alle 9 di mattina li lasciate qua, li venite a prendere la sera. I giovani ugualmente, Catrini di Giacomo che non si prende impegni quel giorno lì, che non si programmi per andare a mangiare il sushi perché ci sarà qua, si mangerà qualcosa qua, non penso che si mangerà il sushi ma si mangerà qualcosa qua. Tutti i giovani devono venire a questo incontro, come anche tutti i teens, sarà una giornata veramente speciale, bellissima, di divertimento, ma anche, sono sicuro, di riflessione su qualcosa che lo Spirito Santo vuole lasciare a tutti i nostri giovani, a tutti i nostri teens. Amen? Possiamo sentire un amen da parte dei teens? 1, 2, 3 teens.
Le donne sono state più brave. Ok, basta avvisi, penso. Sì? Allora possiamo fare una preghiera per consacrare le nostre offerte al Signore. Tu che hai portato la tua decima, la tua offerta, in questo momento sei benvenuto a consegnare la casa del Signore. C'è la missionaria Giosiane là dietro con il POS, con la macchinina. Tu che vuoi fare la tua offerta attraverso il bancomat in questo modo qua. Abbiamo messo anche il banner, non so se c'è il banner nuovo da proiettare delle offerte, con l'IBAN della Chiesa. Perché abbiamo messo il banner con l'IBAN? Sinceramente io da quando ho l'IBAN della Chiesa salvato sul conto faccio fatica a portare la mia offerta e la mia decima attraverso i contanti perché difficilmente li prelevo. Se ricevo dei soldi in contanti allora do la mia offerta in contanti, ma se no uso sempre questo modo qua che è molto più facile, più veloce e istantaneo. Quindi abbiamo anche questa possibilità. Tutto ciò che entra nelle casse della Chiesa viene destinato per il regno di Dio. Io posso assicurarti questo, ma se non credi alla mia parola, le tesoriere possono confermarti ognuna di queste parole. Ma ugualmente io ti invito a pregare in questo momento affinché Dio possa consacrare queste offerte e che Dio possa far sì che ognuno di questi centesimi che verrà portato alla casa del tesoro possa essere usato al meglio per l'opera di Dio. Amen? Che Dio possa continuare a benedire questa Chiesa, a farla prosperare, a far sì che possiamo fare queste grandi opere che abbiamo fatto fino ad oggi, sia nel mondo materiale come ancora di più nel mondo spirituale. Preghiamo perché questo possa accadere. Padre, nel nome di Gesù vogliamo pregarti in questo momento per le nostre decime, per le nostre offerte, Signore, per ogni primizia che oggi abbiamo nel cuore di portare alla tua casa, con gioia, Dio, perché tu ami un donatore gioioso, Signore. Ciò che oggi non abbiamo gioia di portare alla tua casa, fa, Signore, che non te lo doniamo, ma tutto ciò che abbiamo la gioia e la felicità di dare alla tua opera, perché crediamo che attraverso quest'opera tu possa ancora riscattare molte anime, molte vite. Allora, Signore, ricevi tutto questo, consacralo perché possa salire a te come la nostra migliore adorazione e fa, Signore, che ognuna di questa forma di adorazione possa essere usata al meglio per la tua opera, per il tuo regno in mezzo a noi. Io ti chiedo anche, Padre, in questo momento di benedire ogni famiglia qua presente, ogni famiglia qua rappresentata, Signore, che le nostre case possano essere piene, trasbordanti della tua presenza, del tuo amore, della tua unione, Signore. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Padre, vogliamo ringraziarti in questo momento per questa opportunità, Signore, di ascoltare ancora una volta una parola che possa venire da te, Signore, che possa riempire i nostri cuori, mettere un seme che possa portare frutto e trasformare le nostre vite. Io ti chiedo, Dio, questa sera che tu possa fare tutta la tua volontà in mezzo a questa chiesa, Signore, che tu possa toccare i nostri cuori in una maniera particolare, Signore, che tu possa agire in un modo nuovo, che non sia soltanto un momento in cui impariamo qualcosa di più sulla tua parola, ma che possiamo sentire la presenza del tuo Spirito trasformando i nostri cuori, rompendo ciò che c'è da rompere per rimodellarlo secondo, Signore, la tua immagine e la tua somiglianza. Perdona oggi i miei peccati, dell'Andrea, Signore, tutto ciò che ci possa impedire di portare un messaggio che viene da te, che tu, Signore, possa prenderlo, toglierlo dalle nostre vite e far sì che possiamo essere dei vasi, degli strumenti adatti, Signore, per compiere la tua volontà in questo momento. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Possiamo sederci? Podemos nos assentar? Abbiamo una tazza nuova con le vie di Londra. Vabbè, l'acqua è sempre buona. Amen. Allora, oggi volevo lasciare alla Chiesa una parola Gostaria de deixar para vocês uma palavra che Dio mi ha trasmesso in molti modi in queste ultime settimane. que Deus me transmitiu em muitos modos nessa semana, Anche se poi proprio oggi ha cominciato a cambiare un po' tutto il messaggio, mas hoje ele começou a mudar um pouco a mensagem. ma credo che Dio possa compiere la sua volontà oggi in mezzo a noi. Aí eu creio que Deus pode cumprir a sua vontade no nosso meio. Amen. Amen. Cosa preferisce questa Chiesa, vita o morte? O que essa igreja prefere, vida ou morte? Junior, preferisci vivere o morire? Júnior, você prefere viver ou morrer? Vai. Vivere. Vivere. Ottimo, che mancheria altro, no? Etto, preferisci vivere o morire? Vivere. Viver. Daniel? Daniel? Vivere. Viver. Ellen, vivere o morire? Sueli? Viver. Vivere. Amen. Allora vi invito a aprire le vostre Bibbie Convido vocês a abrir as vossas Bíblias nella lettera ai Filippesi, em Filipenses, capitolo 1, capítulo 1, versetto 21. versículo 21. Oggi andremo un po' a fare un giro nella lettera dei Filippesi, una passeggiata in Filippesi. Hoje nós faremos um passeio por Filipenses. Filippesi, capitolo 1, versetto 21, poi leggerò anche il 23 e il 24. Dice così l'Apostolo Paolo, dicendoci se preferisce vivere o morire. Dice: infatti per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Sono stretto da due lati. Da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio, ma dall'altra il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi. Diz assim o versículo que Paulo nos diz se ele prefere morrer ou viver. Diz assim: pois para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. Amen. Rileggiamo il versetto 21. Infatti per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Possiamo leggerlo insieme? Infatti per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Amen.
Bene, questo è il versetto, sono i versetti da cui noi partiamo e che dopo andremo a riprendere, però prima di andare a riprendere questi versetti volevo leggere da tutt'altra parte della Bibbia degli altri versetti. Vi chiedo di seguire, penso che metteranno qua sul proiettore, il primo libro di... Scusami. Ok, leggeremo altri versetti prima di tornare a questo. Nós vamos ler outros versículos antes de voltar para esse. Ok, scusatemi. Primo libro di Samuele, Primo livro de Samuel, capitolo 3, capítulo 3, versetto 1 e 3, la parte A del versetto 3 dice così: il piccolo Samuele serviva il Signore sotto gli occhi di Eli. La parola del Signore era rara a quei tempi e le visioni non erano frequenti. La lampada di Dio non era ancora spenta. Mi fermo qua. O menino Samuel continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Amen. Lasciamo un attimo da parte la lettera ai Filippesi Vamos deixar um pouco a parte a letra de Filipenses e concentriamoci su quello che dice questo e versetto vamos di nos 1 concentrar Samuele. sobre aquilo que nos diz esse versículo de Samuel. Questo versetto di 1 Samuele sta facendo una panoramica Esse versículo de 1 Samuel está fazendo uma panorâmica di com'era la situazione nel regno di Israele al tempo di Samuele e del sacerdote Eli. de como era a situação no tempo em Israel, no tempo de Eli. Dice che a quel tempo Diz que naquele tempo la parola del Signore a palavra do Senhor e le visioni e as visões non erano frequenti. não eram frequentes. Non sta dicendo che non c'erano, Não está dizendo que não tinham, ma non erano frequenti. mas não eram. Quem que me ajudou? Frequentes? Ah, ok. Questa panoramica di quest'epoca storica Essa panorâmica dessa época histórica ci fa capire che in quel momento nos faz entender que naquele momento la vita spirituale del popolo di Israele a vida espiritual do povo de Israel non era proprio il massimo não era o máximo. e per questo motivo E por esse motivo non si vedevano le manifestazioni di Dio não se via as manifestações de Deus che si vedevano in altri tempi. que se viam em outros tempos. Ad esempio al tempo dei profeti Eli, Eliseo, Por exemplo, no tempo do profeta Elias e Eliseu, o ancora prima al tempo di Mosè. ou até mesmo antes no tempo de Moisés. In questo periodo storico Nesse período histórico, non c'erano grandi manifestazioni dello Spirito Santo, não tinham grandes manifestações do Espírito Santo. perché ciò che il popolo stava vivendo a livello spirituale Porque aquilo que o povo estava vivendo a nível espiritual era una tiepidezza spirituale. era uma frieza espiritual. Sì, non era proprio un essere freddo, Não era ser frio. perché se fosse freddo Porque se fosse frio, probabilmente non ci sarebbero state assolutamente visioni, provavelmente não teriam visões. ma probabilmente era proprio un essere tiepido, Mas provavelmente era ser morno. perché appunto le visioni e le profezie non erano frequenti. Porque as visões e as profecias não eram frequentes. E questo ci fa capire come stava vivendo il popolo. Isso nos faz entender como estava vivendo o povo. Oggi Hoje, noi sappiamo, nós sabemos, attraverso le 7 lettere alla Chiesa dell'Asia Minore, através das 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, che noi stiamo vivendo in un'epoca storica nós estamos vivendo numa época histórica che è identificata nell'Apocalisse della Chiesa di Laodicea, que é identificada em Apocalipse a igreja de Laodiceia, in cui i cristiani a volte in cui i cristiani vivono questa stessa tiepidezza spirituale. em que os cristãos vivem esse tempo de morno espiritualmente. Se vi ricordate, Dio a questa chiesa Se vocês se lembram, Deus para essa igreja dice: tu non sei né caldo né freddo, diz: você não é frio e nem quente, sei tiepido, você é morno, e per questo io ti vomiterò dalla mia e bocca. por isso eu vou te vomitar da minha boca. Dio rigettava questa chiesa. Deus rejeitava essa igreja. E secondo ciò che la teologia dice, Segundo aquilo que a teologia diz, molte chiese del giorno d'oggi muitas igrejas do dia de hoje sono identificate dalla chiesa di Laodicea. são identificadas como a igreja de Laodiceia. E questo noi lo possiamo capire
Isso nós podemos entender, perché il tempo in cui noi stiamo vivendo porque o tempo que nós estamos vivendo è un tempo simile a quello in cui viveva Samuele, il sacerdote Eli. é um tempo muito semelhante àquele que vivia Eli e Samuel. Perché anche oggi Porque também hoje non sono così evidenti le manifestazioni dello Spirito nós Santo. não vemos tão evidentes as manifestações do Espírito Santo. Non vediamo miracoli in mezzo a noi tutti i giorni. Não vemos milagres no nosso meio todos os dias. Non vediamo tutte le cure che vorremmo vedere. Não vemos todas as curas que nós queríamos ver. Non vediamo tutto questo agire di Dio manifestato in segni e prodigi. Nós não vemos todo esse agir de Deus que se manifesta em sinais e prodígios, Come invece vediamo in diverse parti della parola di Dio. como nós vemos em diversas partes da palavra de Deus. Oggi noi tante volte ci chiediamo dove sono i miracoli di Dio. Hoje talvez nós nos perguntamos onde estão os milagres de Deus. Forse se Dio non sta compiendo i suoi miracoli Talvez se Deus não está fazendo os seus milagres con la frequenza che noi vorremmo vedere, com as frequências que nós queríamos ver, con la frequenza con cui gli apostoli li vedevano, com o tempo que os apóstolos queriam ver, o che i profeti dell'Antico Testamento vedevano, ou que os profetas do Antigo Testamento viam, forse proprio a causa forse proprio a causa della nostra tiepidezza spirituale. talvez seja por causa de nós sermos mornos. Noi stiamo vivendo in un tempo spirituale Nós estamos vivendo um tempo espiritual che è molto simile que é muito semelhante a quello in cui viveva il profeta Samuele. àquele que vivia o profeta Samuel. Un tempo in cui Dio non compare agli uomini come compariva una volta. Um tempo em que Deus não aparece ao homem como aparecia uma época. Non dico che questo sia un problema di tutto il mondo. Não digo que isso seja um problema de todo mundo. Abbiamo visto pochi mesi fa un grande ravvivamento negli Stati Uniti. Nós vimos alguns meses atrás um grande avivamento nos Estados Unidos. Ma quando è stata l'ultima volta che tu hai visto un vero miracolo sovrannaturale nella tua vita? Mas quando foi a última vez que você viu um verdadeiro milagre sobrenatural na sua vida? Forse tu stai ancora aspettando di vedere un miracolo Talvez você está esperando ainda de ver um milagre. e ancora non l'hai visto. Talvez você ainda nunca viu. Buono per te, Bom para você, perché tu senza vedere hai creduto, no? porque você sem ver, você creu. Ma quanti di noi vorrebbero vedere questi miracoli, Mas quantos de nós queriam ver estes milagres? vivere questi miracoli Viver estes e milagres. non hanno mai avuto la possibilità? E não tiveram nunca a possibilidade. Fino a oggi Até hoje, io quasi un po' dubito eu até duvido di un miracolo che mi ha raccontato l'Andrea tanti anni fa, de um milagre que André me contou alguns anos atrás, che era un culto que ela estava em culto e un pastore ha messo le mani su una persona e um pastor colocou a mão sobre uma pessoa e questa persona ha vomitato un cancro, e essa pessoa vomitou um câncer. qualcosa di quasi incredibile, no? Algo incrível. Io non ho mai visto niente di simile Eu nunca vi nada de semelhante. e io vorrei vedere qualcosa di simile. E eu queria ver algo de semelhante. Tu non vorresti vedere qualcosa di simile? Você não gostaria de ver algo semelhante a isso? Non vorresti vedere moltiplicazioni di pani e pesci, Você não acqua gostaria che si de- trasforma in vino? Você não gostaria de ver a multiplicação de pães e peixe, água que se transforma em vinho? Forse molti di noi hanno già vissuto miracoli di Dio, Talvez muitos de nós viveram milagres de Deus, miracoli nel senso di agire di Dio visibile nelle nostre vite, milagres no senso de agir de Deus visível nas nossas vidas, ma non miracoli nel senso di vedere qualcosa di sovrannaturale che va al di là delle leggi della fisica. mas não milagres sobrenaturais que vá a de lá da lei física. E se questo oggi noi non riusciamo a vederlo con tanta frequenza, E se hoje isso nós não conseguimos ver com tanta frequência, è perché il modo in cui noi stiamo vivendo é porque o modo em que nós estamos vivendo probabilmente è molto simile a come stavano vivendo al tempo di Samuele. provavelmente é muito igual ao tempo que estava vivendo Eli e Samuel. Perché la parola di Dio non solamente ci dice che le manifestazioni dello Spirito Santo non erano così frequenti, Porque a palavra de Deus não diz somente que as manifestações de Deus não eram tão frequentes, ma ci rivela anche il perché non erano così frequenti. mas nos diz por que não eram tão frequentes. E vorrei che tu adesso ascoltassi questi versetti Eu queria que você escutasse esses versículos per capire para você entender
perché le manifestazioni di Dio e dello Spirito Santo non erano così frequenti al tempo di Samuele. Para você conseguir entender por que as manifestações não eram tão frequentes. Al tempo di Samuele No tempo de Samuel, c'era il sacerdote Eli tinha o sacerdote Eli e c'erano i suoi 2 figli, e tinha os seus 2 filhos. e i 2 figli si comportavano molto male. E os filhos de Eli se comportavam muito mal. Erano sacerdoti, Eram sacerdotes, ma non si comportavano come sacerdoti degni di questo nome. eram sacerdotes, mas não se comportavam como sacerdotes dignos desse nome. E abbiamo predicato tantissime volte negli ultimi mesi sull'essere sacerdote. Nós pregamos várias vezes sobre ser sacerdote. Quindi intendi che questa parola non è solamente per pastori, per leader o quant'altro, Então você entende que essa palavra não é só para pastor, para líder ou algo desse jeito, ma è per tutti quanti noi. mas é para todos nós, Tutti quanti noi. para todos nós. La parola di Dio ci dice ad esempio in 1 Samuele al capitolo 2 versetto 12 A palavra de Deus nos diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, che i figli di Eli erano uomini empi que os filhos de Eli eram ímpios e non conoscevano il Signore. e não se importavam com o Senhor. Il primo problema dei figli di Eli O primeiro problema dos filhos de Eli, che affettava, influenzava que influenciava il mondo spirituale di quell'epoca o mundo espiritual daquela época, è che i figli di Eli non conoscevano Dio. é que os filhos de Eli não conheciam Deus. Il secondo grande problema E o segundo grande lo problema, troviamo nella parte A del versetto 29, nós encontramos na parte A do versículo 29, in cui Dio dice: perché calpestate i miei sacrifici e le mie oblazioni che ho comandato di offrire nel mio santuario. em que Deus diz: por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta que ordenei se fizesse na minha morada? Quindi i figli di Eli, oltre a non conoscere Dio, Então os filhos de Eli, além de não conhecer Deus, non rispettavano Dio, não respeitavam Deus, non avevano alcun timore di Dio. eles não temiam a Deus. Quindi il primo problema è che non conoscevano Dio, Então o primeiro problema é que eles não conheciam il Deus. secondo problema è che non avevano timore di Dio. O segundo problema é que eles não temiam a Deus. Problema numero 3, versetto 22. Problema número 3, versículo 22. Sono tutti di 1 Samuele capitolo 2. São todos de 1 Samuel, capítulo 2. Eli era molto vecchio e udì tutto quello che i suoi figli facevano a tutto Israele e come si univano alle donne che erano di servizio all'ingresso della tenda di convegno. Eli já estava muito velho. Ele ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Praticamente questi 2 figli di Eli, Praticamente esses 2 filhos de Eli, oltre a non conoscere Dio além de não conhecer Deus e a non temere Dio, e não temer Deus, si facevano un bel po' di amanti, diciamo. eles faziam alguns amantes. Eles tinham amantes. Si divertivano parecchio, diciamo, nell'aspetto carnale. Eles se divertiam muito no aspecto carnal. E alcuni commentari biblici, Alguns comentários bíblicos, queste donne che dicevano fare servizio all'ingresso della tenda, essas mulheres que diziam que faziam os trabalhos na entrada da tenda, questo servizio esse serviço, che noi potremmo interpretare come un servizio, come un culto, esses serviços que nós podemos interpretar como um culto, in realtà la parola con cui questi commentari biblici traducono na realidade a palavra que esse comentário bíblico traduz si prostituivano all'ingresso della tenda. se prostituívam na entrada da tenda. Quindi i figli di Eli Então os filhos de Eli non avevano intimità con Dio, non conoscevano Dio, não tinham intimidade com Deus, não conheciam Deus, non temevano Dio não temiam Deus e non avevano non facevano nessuna rinuncia per la propria vita sacerdotale. não faziam nenhuma renúncia para a própria vida sacerdotal. Loro andavano a ricercare ogni piacere possibile. Eles procuravam todos os prazeres possíveis. Quarto ed ultimo problema dei figli di Eli, O quarto e último problema dos filhos de Eli, ma non meno importante, mas não menos lo importante, troviamo al versetto 29, la parte B, nós achamos no versículo 29, na parte B. in cui Dio dice: come mai onori i tuoi figli più di me e vi ingrassate con il meglio di tutte le oblazioni di Israele, mio popolo.
Porque honras teus filhos mais do que a mim, engordando-os com o melhor de todas as ofertas do meu povo de Israel? Praticamente cos'è che facevano i figli di Eli? Praticamente, o que faziam os filhos de Eli? Il popolo di Israele portava i sacrifici al Tempio O povo de Israel levava os sacrifícios ao templo e c'era tutto un rituale dei sacrifici che dovevano e fare. tinha todo um ritual dos sacrifícios que eles tinham que fazer. E parte della carne dei sacrifici era destinata ai sacerdoti. E uma parte da carne dos sacrifícios eram destinadas ao sacerdote. Ma pensate cosa facevano i figli di Eli. Mas olhem o que faziam os filhos de Eli. Quando una persona andava a portare il suo sacrificio, Quando alguém levava o seu sacrifício, loro non facevano finire il rituale del sacrificio eles não deixavam eles terminar o ritual do sacrifício e oltre a questo non prendevano soltanto la parte che gli era destinata, e não pegavam somente a parte que era para eles, ma prendevano tutta la carne che c'era. mas pegavam toda a carne que tinha. Quindi i figli di Eli, Então, os filhos de Eli, oltre a non avere intimità con Dio, além de não ter intimidade com Deus, a non avere timore di Dio, a não ter temor a Deus, a non fare nessuna rinuncia per la propria vita sacerdotale, a não renunciar nada pela vida sacerdotal deles, erano anche poco rispettosi del popolo stesso di Israele. eles não respeitavam o povo de Israel, Non avevano compassione per i loro fratelli, per le loro sorelle. não tinham compaixão pelos irmãos e pelas irmãs. E per questo motivo, E por esse motivo, al tempo del sacerdote Eli, no tempo do sacerdote Eli, le visioni e le parole di Dio non erano frequenti. as visões e os milagres de Deus não eram frequentes. E se oggi noi viviamo nella stessa condizione spirituale, E se hoje nós vivemos na mesma condição espiritual, in cui non vediamo con così tanta frequenza l'opera, l'agire dello Spirito Santo in mezzo a noi, em que nós não vemos com tanta frequência o agir de Deus em meio a nós, forse Dio ci sta chiedendo oggi di cominciare a cambiare alcune attitudini della nostra vita. talvez Deus está nos pedindo hoje de começar a mudar algumas atitudes da nossa vida. Voglio ritornare a quello che il nostro caro Apostolo Paolo Eu quero voltar àquilo que o apóstolo Paulo ci dice nella lettera ai Filippesi, nos diz na carta aos Filipenses. perché in questa lettera abbiamo alcuni insegnamenti Porque nessa carta nós temos alguns ensinamentos che possono venire incontro ad alcune mancanze della nostra vita, que pode nos ensinar algumas faltas que nós temos na nossa vida, per far sì che oggi possiamo vivere una vita spirituale più calda para que nós possamos viver uma vida espiritual muito mais quente e vedere la presenza di Dio non solamente come un sentire la presenza di Dio, ma vedere i segni di Dio nelle nostre vite. para viver a presença de Deus não só como sentir, mas ver a presença de Deus na nossa vida. Rileggiamo il versetto che abbiamo letto inizialmente, Filippesi 1, versetto 21, dice: perché per me vivere è Cristo e morire è guadagno. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ok, qua l'Apostolo Paolo ci sta parlando di due situazioni, no? Aqui o apóstolo Paulo nos está falando de duas situações. È come se Paolo stesse prendendo una bilancia, É como se Paulo pegasse uma balança, non quella con cui si pesa la pasta, não aquela que nós pesamos o macarrão, quella bilancia con i due pesi, no? aquela balança com os dois pesos. E su questa bilancia mette il vivere e il morire. E nessa balança ele coloca o viver e o morrer. E giustamente tutti quanti noi abbiamo risposto che noi preferiamo vivere piuttosto che morire, no? E todos nós, como é justo, é certo assim, nós respondemos que nós preferimos viver do que morrer. Penso che sia la risposta più corretta che tutti quanti noi avremmo dato. Eu sei que essa é a resposta mais correta que nós podemos dar. Eppure Paolo prende questa bilancia Mas Paulo pega a balança, e ci mette sopra il vivere e il morire. coloca em cima dela o viver e o morrer. E anche se potremmo pensare che il vivere dovrebbe pesare molto di più, no? E mesmo que nós podemos pensar que o viver possa pesar muito mais, Perché è più bello vivere, è più importante vivere, è meglio vivere. porque é melhor viver, é mais importante viver, é mais bonito viver. Paolo si accorge Paulo, ele percebe
che mettendo il vivere e il morire sulla stessa bilancia, que colocando o viver e o morrer na mesma balança, i pesi sono equilibrati. os pesos são iguais. Questa è solamente un'illustrazione per farci capire l'intendimento dell'Apostolo Paolo. Essa é só uma ilustração para você que você entenda o pensamento do apóstolo Paulo. Perché i pesi sono equilibrati? Por que os pesos são iguais? Perché Paolo dice che per lui morire Porque Paulo diz que para ele morrer è guadagno. é lucro. Cosa significa che morire è guadagno? Chi vorrebbe morire? O que significa que morrer é lucro? Quem queria morrer? Paolo dice che lui vorrebbe morire Paulo diz que ele queria morrer per andare a vivere l'eternità con Cristo. para ele viver a eternidade com Cristo. Paolo capisce che tutto quello che sta vivendo qua sulla terra Paulo entende que tudo aquilo que ele está vivendo sobre essa terra non si può comparare con quello che ci aspetta nella nostra vita futura. não se pode assemelhar àquilo que nós viveremos na nossa vida futura. E non solamente per il fatto che la vita futura è l'eternità, Não pelo fato que a vida futura é a eternidade, ma anche perché e soprattutto perché quando noi vivremo nella nostra vita eterna, nel paradiso, come lo chiamiamo comunemente, e mais do que tudo isso, porque quando nós iremos viver no paraíso, como nós chamamos, non soffriremo più, nós não sofreremos, não iremos mais sofrer, non saremo più tristi, não seremos mais tristes, non avremo più problemi. não teremos mais problemas. Nessuno sa effettivamente come sarà, ma saremo gioiosi, felici tutto il tempo, no? Mas não sabemos como efetivamente como será, mas nós seremos felizes e alegres todo o tempo. Allora io mi immagino proprio l'Apostolo Paolo, Então eu imagino o apóstolo Paulo, che è uno che poveretto, da dopo che si è convertito, que coitadinho, que depois que se converteu, ha passato metà della sua vita tra prigioni e cercare di essere ucciso, giustiziato in tutti i modi. e ele passou metade da sua vida entre prisões, tentavam matar ele e açoitavam ele todo o tempo. Insomma, non era una vita estremamente gioiosa, forse quella di Paolo, no? Não era uma vida extremamente alegre aquela de Paulo. Lui dice sicuramente una volta che sono morto, Ele disse, seguramente, uma vez que eu vou estar morto, tutta questa sofferenza che sto vivendo non ci sarà più. todo esse sofrimento que eu estou vivendo não vai ter mais. Finalmente vivrò in pace nella mia eternità. Finalmente eu vou viver em paz na minha eternidade. E per questo Paolo dice che per lui morire è effettivamente la cosa migliore che potrebbe capitargli. Por isso Paulo diz que para ele morrer é uma das coisas que ele melhor que podia acontecer a ele. Paolo dice proprio morire è il mio desiderio, io Paolo- desidero morire. Paulo diz: morrer é o meu desejo, eu desejo morrer. Ma allora se Paolo aveva tutto questo desiderio, tutta questa gioia nel morire, no? Per vivere con Gesù tutta l'eternità, Então, então se Paulo tinha toda essa alegria de morrer para viver a eternidade com Deus, com'è che la bilancia resta comunque equilibrata? por que a balança permanece equilibrada? Perché Paolo dice che per lui vivere Porque Paulo diz que para ele viver è Cristo. é Cristo. Per lui vivere è Cristo. Para ele o viver é Cristo. E questo vivere che è Cristo equilibra la gioia del poter vivere l'eternità con Cristo. E para ele esse viver que é Cristo equilibra a alegria de viver com a eternidade. Che cosa significa che vivere è Cristo? Que significa que viver é Cristo. Perché effettivamente non è una cosa facile da capire, no? Vivere, per me vivere è Cristo, cosa vuol dire? Porque efetivamente não é uma coisa fácil de entender. Para mim é viver a Cristo. O que quer dizer? Sicuramente Paolo non sta dando una definizione di vivere, no? De seguro, Paulo não está dando uma definição de viver. Non sta dicendo che la definizione di vivere è Cristo. Ele não está dizendo que a definição de viver é Cristo. Paolo dà diverse definizioni di Cristo nella parola di Dio, diverse descrizioni di Cristo. Paulo dá diversas definições de Cristo, diversas versões de Cristo. Una tra le più belle si trova in Colossesi al capitolo 1. Uma das mais bonitas nós achamos em Colossenses,
al capitolo 1 in cui Paolo dice così, che Gesù è l'immagine del Dio invisibile, è il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potestà, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, egli che è il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato, poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce. Per mezzo di Lui dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto le cose che sono nei cieli. Uma das definições mais bonitas que Paulo escreve sobre Jesus é essa: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha o primeiro lugar, porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Questa è una delle definizioni che Paolo dà di Gesù, una delle descrizioni che Paolo dà di Gesù. Essa é uma das definições que Paulo dá sobre Jesus. Quindi quando Paolo dice che per lui vivere è Cristo, assolutamente non sta dando una definizione, una descrizione di Gesù. Então, quando Paulo diz que para ele viver é Cristo, ele não está dando uma definição de Jesus. E allora che cosa si intende Paolo con queste parole? Então, o que Paulo entende com isso? Paolo sta dicendo semplicemente, Paulo está dizendo simplesmente, quando dice che per me il vivere è Cristo, quando diz que para mim o viver é Cristo, che lo scopo intero della vita di Paolo è Gesù. Que tudo aquilo que Paulo che l'obiettivo da vida inteira de Paulo é Jesus. L'obiettivo della vita di Paolo è Gesù. O objetivo da vida de Paulo é Jesus. Quando Paolo dice per me vivere è Cristo, quando Paulo diz para mim viver é Cristo, lui sta dicendo il mio obiettivo è Cristo. Paulo está dizendo o meu objetivo é Cristo. È curioso che pochi versetti dopo di queste parole, é curioso que alguns versículos depois dessa palavra, Paolo dice anche siate miei imitatori. Paulo diz também sejam meus imitadores. Che quindi non soltanto questo sia l'obiettivo di Paolo, que esse não seja somente o objetivo de Paulo, ma che sia l'obiettivo di tutti noi. mas que esse seja o objetivo de todos nós. Che per tutti noi il nostro obiettivo, l'obiettivo della nostra vita possa essere Cristo. Que para todos nós o objetivo da nossa vida possa ser Jesus Cristo. Un obiettivo da raggiungere, un obiettivo da guadagnare. Um objetivo da chegar, um objetivo de ganhar. Dico guadagnare. Eu digo ganhar perché l'apostolo Paolo usa questa stessa parola. Porque Paulo usa essa palavra. Lui stesso dice che ha guadagnato Cristo. Paulo diz que ele ganhou Cristo. In Filipenses, al capitolo 3, dal versetto 5 in avanti, dice così. Do capítulo 3 do 5 em diante diz assim. Paolo sta dicendo di tutte le cose di cui lui si potrebbe vantare, non nella carne. Paulo está dizendo todas as coisas que ele podia vantar na carne. E lui dice io sono stato circonciso l'8° giorno. Paulo disse eu fui circuncidado no 8º dia. Sono della razza di Israele. Sou da raça de Israel. Sono della tribù di Beniamino, una tribù importantissima. Sou da tribo de Benjamim, uma tribo importante. Sono ebreo, figlio di ebrei, sono fariseo. Sou hebreu, filho de hebreu, sou fariseu. E sono un persecutore della Chiesa. E sou perseguidor da igreja. In tutte queste cose Paolo lui si poteva vantare. E todas essas coisas Paulo podeva se vantar. Vantar? Se gloriar. Ma dal versetto 7 in avanti dice così: ma ciò che per me era un guadagno, cioè tutte queste cose. Mas no versículo 7 diz aquilo que para mim era vantagem, ganhar. Io l'ho considerato un danno a causa di Cristo. Eu considerei danno.
uma falha por causa de Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutte queste cose. Io considero queste cose come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, porque por amor de Cristo. Sim, de fato, também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar Cristo. Quindi Paolo sta dicendo che lui ha rinunciato a tutte queste cose di cui lui si poteva vantare, Então Paulo está dizendo que ele renunciou a todas essas coisas que ele podia se gloriar, perché lui voleva raggiungere questo obiettivo, no? Perché lui dice che il mio vivere a Cristo era il suo obiettivo, lui voleva raggiungere questo obiettivo. porque Paulo queria chegar ao seu objetivo, porque ele diz que o viver dele é Cristo. Então ele queria chegar nesse objetivo. E per guadagnare questo obiettivo, E para ganhar esse objetivo, lui ha rinunciato a tutte queste cose. ele renunciou a todas essas coisas. Ora ci sono alcune domande teologiche, no? Che ci possono venire in mente. Agora vem algumas perguntas teológicas que possam vir na nossa mente. Ad esempio, la salvezza non è per opere, la salvezza è per fede, quindi perché dobbiamo impegnarci e guadagnare qualcosa? Noi non guadagniamo niente, no? È Dio che ci dà. Algumas perguntas teológicas que possam vir na nossa mente, porque a salvação não se ganha, é Deus que nos dá. Ma qua non stiamo parlando di salvezza, Mas aqui nós não estamos falando de salvação. stiamo parlando di un obiettivo di vita, Nós estamos falando de um objetivo de vida, che è Cristo. que é Cristo. Un'altra domanda teologica Uma outra pergunta teológica è quella con cui possiamo rifarci dalle parole di Gesù quando ci dice: non siete voi che avete scelto me, em que nós podemos entender as palavras de Jesus que diz: não foram vocês que me escolheram, ma sono io che ho scelto voi. mas sou eu que escolhi a vós. Quindi non è che voi mi potete guadagnare, no? Não é que vocês podem me ganhar. È corretto. É certo? Ma a questa domanda noi possiamo rispondere in questo modo. Mas a essa pergunta nós podemos responder nesse modo. Quando Gesù ti ha scelto, perché veramente tu sei stato scelto da Gesù, Quando Jesus te escolheu, porque você foi escolhido por Jesus. come tu hai risposto a questa scelta? Como você respondeu a essa chamada? E cosa pensi di fare in base a questa scelta che Gesù ha fatto? E o que você pensa em fazer com a escolha que Jesus fez? La tua risposta a questa scelta che Gesù ha fatto A tua resposta a essa escolha que Jesus fez e il motivo per il quale Lui ti ha scelto e o motivo pelo qual Ele te escolheu sono le risposte che ti dicono che allora tu ti puoi guadagnare Gesù. são as respostas que pode te dizer como você pode ganhar Jesus. Amen. Come guadagnare Gesù allora? Como ganhar Jesus então? Paolo ce lo spiega il versetto successivo. Paulo nos explica nos próximos versículos. Nel versetto 10, No versículo 10, sempre di Filippesi 3, sempre de Filipenses 3, Paolo ci dice così: Paulo nos diz assim: tutte queste cose, todas essas coisas, tutte queste cose di cui abbiamo appena parlato, todas essas coisas em que nós falamos, le ho fatte allo scopo di conoscere Cristo, fez com o objetivo de conhecer Cristo, la potenza della sua resurrezione, o poder da sua ressurreição, la comunione delle sue sofferenze, a comunhão do seu sofrimento, divenendo conforme a Lui nella sua morte. semelhando conforme a Ele na sua morte. Queste quattro indicazioni Essas 4 indicações che l'Apostolo Paolo ci dà que o apóstolo Paulo nos dá sono le 4 indicazioni che noi possiamo tenere a mente são as 4 indicações que nós podemos colocar na nossa mente per poter guadagnare Cristo, para conseguir ganhar Cristo, per poter raggiungere questo obiettivo. para conseguir chegar ao nosso objetivo. Se oggi anche tu, come la puoi essere un imitatore dell'Apostolo Paolo Se hoje você também pode ser um imitador de apóstolo Paulo, e dire che anche per te il vivere è Cristo, e você pode dizer hoje que para você também o viver é Cristo, allora queste 4 indicazioni che Paolo ti dà
Então, essas 4 indicações que Paulo te dá, sono 4 indicazioni che tu devi vivere nella tua vita. são 4 indicações que você tem que viver na tua vida. Vi chiedo di ripeterle insieme a me. Eu queria que você repetisse junto comigo. 1. Conoscere Cristo. Conhecer Cristo. 2. La potenza della sua resurrezione. 2. O poder da sua ressurreição. 3. La comunione delle sue sofferenze. 3. A participação nos seus sofrimentos. 4. Diventare conforme a Lui nella sua morte. 4. Identificando-me com Ele na sua morte. Sono sicuro che il 90% di noi non ci ha capito niente, perché sinceramente anch'io leggendolo ci ho capito poco. Ma adesso andiamo a... Eu tenho certeza que 90% de nós não entendeu muito, porque eu também, quando li, não entendi. Ma andiamo ad analizzare ognuna di queste cose Mas vamos analisar cada uma dessas coisas, affinché noi possiamo vivere ognuna di queste cose nella nostra vita. até que nós podemos viver cada uma dessas coisas na nossa vida. Numero 1. Número 1. Conoscere Cristo. Conhecer a Cristo. Conoscere Cristo è una delle cose essenziali della nostra vita cristiana. Conhecer a Cristo é uma das coisas essenciais da nossa vida cristã. Se noi non conosciamo Cristo, Se nós não conhecemos a Cristo, non possiamo avere partecipazione a questa vita spirituale che noi stiamo aspettando. não podemos ter participação na vida espiritual em que nós estamos esperando. In che modo conoscere Cristo? Em que modo nós podemos conhecer a Ci Cristo? sono dottrine bibliche, abitudini cristiane Temos doutrinas bíblicas, coisas hábitos cristãos che noi possiamo seguire quotidianamente per riuscire a conoscere Cristo. que nós podemos seguir todos os dias para seguir a Cristo. Penso che di non dire niente di strano nel dire che la preghiera sia la principale di queste. Eu acho que eu não estou dizendo nada de estranho se eu digo que a oração é uma dessas coisas. Ora te che non vedi miracoli da tanto tempo nella tua vita, Talvez você que não vê milagres há tanto tempo na sua vida, fai un piccolo calcolo matematico. faça um pequeno cálculo matemático. Quante ore hai pregato l'ultima settimana? Quantas horas você orou nas últimas semanas? Ti lascio 2 minuti per contare. No, dai, meno. Te 10 deixo secondi. 2 minutos para você contar. Quante ore hai pregato l'ultima settimana? Quantas horas você orou nas últimas semanas? Non voglio essere critico verso nessuno, Eu não quero criticar ninguém, ma se non si arriva all'ora prova a pensare a quanti minuti hai pregato nell'ultima settimana. mas se você não consegue chegar na hora, você pensa em quantos minutos você orou nas últimas semanas. La preghiera è una cosa essenziale per arrivare alla conoscenza di Cristo. A oração é algo essencial para chegar a conhecer a Cristo. E noi cristiani preghiamo molto poco. E nós cristãos oramos muito pouco. E non c'è niente da stupirci se Dio ci dice che siamo una chiesa tiepida. E não podemos nos impressionar se Deus diz que nós somos uma igreja morna. Perché il calore di una chiesa Porque o calor de uma igreja parte dalla conoscenza che una chiesa ha di Cristo. parte do conhecimento que uma igreja há de Cristo. E la conoscenza che la chiesa ha di Cristo E o conhecimento que uma igreja há de Cristo deve assolutamente partire dalla comunione in preghiera che ognuno di noi ha con Cristo. deve partir da comunhão em oração que cada de nós tem em Cristo. Cominciamo ad aumentare il nostro minutaggio di preghiera settimanale. Vamos começar a aumentar os nossos minutos de oração na semana. Se vogliamo veramente vedere i grandi segni e prodigi di Dio nella nostra vita. Se nós queremos realmente ver os grandes sinais na nossa vida. La lettura della Bibbia non è sicuramente qualcosa di lasciare da parte. Ler a Bíblia não é algo que nós podemos deixar de lado. Studiare la Bibbia, Estudar a Bíblia, cercare rivelazioni all'interno della parola di Dio. procurar revelações dentro da palavra de Deus. Non rivelazioni per vantarci di quello che Dio ci ha rivelato, Não revelações para que nós possamos nos gloriar daquilo que Deus nos revelou, ma rivelazioni mas revelações che possono cambiare la nostra vita, que possam mudar a nossa che vida, possono trasformare le nostre abitudini. que possa transformar as nossas habitudes. E attraverso queste trasformazioni che possono trasformare la nostra casa, E através dessas revelações que pode transformar a nossa casa, trasformare le nostre relazioni transformar as nossas relações e tutto ciò che la parola di Dio può fare con il suo agire nelle nostre vite. e tudo aquilo que a palavra de Deus pode fazer com o seu agir na nossa vida. Io ho già commentato, non so se ho commentato anche sul pulpito, ma l'ho commentato di persona con i vari fratelli, Não sei se eu já falei aqui no púlpito, mas eu já comentei com alguns irmãos quanto mi hanno riempito il cuore i nostri teens, quanto os nossos teens me encheram o meu coração, che da alcune settimane que de algumas semanas
ogni 2 culti, a cada 2 cultos, dopo il nostro culto, depois do nosso culto, loro si trovano là fuori eles se encontram lá atrás e fanno un altro culto. e fazem outro culto. Fanno dei devozionali, Fazem devocionais, leggono la parola, leem a palavra, ascoltano la parola, adorano Dio. escutam a palavra, adoram Deus. E sono ragazzi dai 14 ai 17 anni. E são adolescentes dos 14 aos 18 anos. E quando ho saputo questo, E quando eu soube disso, mi si è riempito il cuore di gioia. encheu meu coração de alegria. Persone, Pessoas, giovani, jovens, molto giovani, muito jovens, che hanno il desiderio di conoscere Cristo. que têm o desejo de conhecer a Cristo. Conoscere Cristo è sicuramente la prima cosa Conhecer a Cristo é a primeira coisa che noi dobbiamo fare que nós temos que fazer per vivere un nuovo tempo di sovrannaturale nelle para nostre vite, viver um novo tempo de sobrenatural na nossa per vida. abbandonare un tempo di tiepidezza Para abandonar um tempo de igreja morna e vivere qualcosa come segni e prodigi e miracoli di Dio in mezzo a noi. e viver algo com os senhos, milagres e prodígios no nosso meio. È interessante anche un'altra cosa a proposito di questo. É interessante outra coisa a propósito disso. Il termine che l'Apostolo Paolo usa qua, O modo que que o apóstolo Paulo escreve aqui il termine greco, é modo grego. è un termine che non significa semplicemente conoscenza, come io posso conoscere una persona, no? Di amicizia, così. Não é algo que significa só conhecer, como conhecer um amigo. La conoscenza che qua l'Apostolo Paolo intende O conhecimento que aqui o apóstolo Paulo diz è una conoscenza molto più profonda di questo. é um conhecimento muito mais profundo do que isso. È una conoscenza che involve anche esperienze, É um conhecimento que envolve che experiência, comprende una grande intimità. que compreende uma grande intimidade. Pensate che questa stessa parola, Pensem que essa mesma palavra, questo stesso termine, esse texto modo è usato nel libro del profeta Amos. é usado no livro do profeta Amós. È un libro che si sente poco nella Chiesa, no? É um livro que nós ouvimos pouco falar dele na igreja. Dopo sono sicuro che qualcuno andrà a cercare se veramente c'è il libro del profeta Amos. Eu acho que depois alguém vai procurar se tem realmente esse profeta Sto Amós. scherzando, io l'ho cercato. No, non è vero. Ele está brincando. E in questo libro del profeta Amos, Esse livro do profeta Amós, al capitolo 3, no capítulo 3, versetto 2, no versículo 2, il profeta Amos fa una profezia o profeta Amós faz uma in profecia cui Dio dice così: em que Deus diz assim: tu, parlando Você- col popolo di Israele, diz ao povo de Israel, tu sei il popolo che ho conosciuto. tu és o povo que eu conheci. Questo stesso termine, questo stesso conosciuto, Esse mesmo modo conhecer tra tutti i popoli. entre todos os povos. Allora pensate, Dio è onnisciente, no? Então vocês pensam, Deus é onisciente. Dio sa ogni cosa, Deus sabe todas as coisas. Dio conosce tutti quanti. Deus conhece tudo, todos nós. Quindi non è che Dio conosceva soltanto il popolo di Israele, Não é só que Deus conhecia só o povo de Israel. Dio conosceva tutti i popoli della terra. Deus conhecia todos os povos da terra. Eppure al popolo di Israele ho detto: tu sei il popolo che ho conosciuto tra tutti quanti. Então ao povo de Israel ele diz: você é o povo que eu conheci entre todos os outros. Proprio perché questo termine specifico per dire conosciuto Próprio porque esse modo específico para dizer eu conheci non è solamente una conoscenza, não é somente um un conhecimento, sapere, um saber, ma è una conoscenza profonda, intima, mas é um conhecimento profundo e íntimo, come quello che Dio ha avuto con il popolo di Israele. como aquele que Deus teve com o povo de Israel. E quindi questa relazione che Dio chiede da noi, Então essa relação que Deus pede a nós, quando ci dice che per guadagnare Cristo dobbiamo conoscere Cristo, quando nos diz que para nós ganharmos a Cristo nós temos que conhecer a Cristo, è una conoscenza che non si ricava dal semplice leggere la Bibbia, é um conhecimento que não é simplesmente ler a Bíblia. è una conoscenza che si ricava dal fare esperienze con Gesù, É um conhecimento que nós conseguiremos quando nós fizermos experiências com Deus. dall'avere una vera intimità con Gesù. Quando nós tivemos uma grande intimidade com Deus. Questo è quello che Dio vuole da noi. Isso é aquilo que Deus quer de nós. Il secondo punto, E o segundo ponto, vado un po' più veloce, continuo mais veloz, è il conoscere la potenza della risurrezione. é conhecer o poder da ressurreição. Pensate, molti sono risorti prima di Gesù, no? Pensem que muitos ressuscitaram antes de Jesus. Non è che Gesù è stato il primo a essere Jesus risorto. não foi o primeiro a ressuscitar.
E molti sono risorti anche dopo Gesù. Muitos ressuscitaram depois de Jesus. Abbiamo testimonianze di questo nella Bibbia Nós temos testemunhos disso na Bíblia. e abbiamo anche testimonianze dei vari anni della Chiesa, eccetera, Temos também eccetera. muitos testemunhos de anos. Sì, delle testimonianze della Chiesa successiva. Temos testemunho da igreja depois. Ma la resurrezione di Gesù Mas a ressurreição de Jesus è diversa da quella di tutti gli altri. é diferente de todas as È outras. speciale rispetto a quella di tutti gli altri. É especial a diferença de todas as outras. Perché attraverso la resurrezione di Gesù Porque através da ressurreição de Jesus, noi oggi possiamo avere accesso alla vita eterna. nós podemos ter acesso à vida eterna. Il grande miracolo, il grande sacrificio che Gesù ha fatto per noi O grande milagre, o grande sacrifício que Jesus fez por nós. non è solamente quello di morire in croce. Não é somente aquele de morrer na cruz. Noi non crediamo in un Gesù che è crocifisso. Nós não cremos no Jesus que é crucifixo sobre a cruz. Noi crediamo in un Gesù che è morto e che soprattutto è risorto. Nós cremos em um Jesus que morreu e ressuscitou. Se fosse solo morto, Se fosse só morto, non avrebbe fatto nessuna differenza per não noi. tinha diferença para nós. Ma è il potere che sta nella resurrezione di Gesù, Mas o poder que está na ressurreição de Jesus che è qualcosa di meraviglioso. é algo de maravilhoso. E in Romani Paolo scrive che è lo stesso spirito che ha risorto Gesù dai morti Em Romanos, Paulo escreve que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos ha il potere di vivificare anche noi. tem o poder de nos fazer vivos. Quindi il potere della resurrezione di Gesù Então, o poder da ressurreição de Jesus è un potere veramente enorme. é um poder realmente enorme. È un potere che raggiunge ogni cosa. É um poder que chega até a todas as coisas. È un potere sotto il quale ogni cosa della terra si deve prostrare. É um poder que todas as coisas, todo joelho se deve dobrar. Tutto è sottomesso al potere di Gesù. Todos é debaixo das mãos de Deus. E per questo motivo E por esse motivo, noi dobbiamo avere timore di Dio. nós temos que ter temor a Deus. Il potere di Dio O poder de Deus è sopra ogni cosa. é de cima de todas as coisas. E noi dobbiamo ritornare ad avere timore di questo Nós potere. temos que ter temor a esse poder. E come timore non intendo paura di questo potere, Como temor, não entendo medo desse poder. ma rispetto di questo potere. Respeito desse poder. Un rispetto di ciò che Dio ha fatto e di ciò che Dio può fare ancora nelle nostre vite. Um respeito daquilo que Deus fez e aquilo que Ele ainda pode fazer na nossa vida. La prima cosa allora che l'Apostolo Paolo ci chiede è la conoscere Cristo. A primeira coisa é aquilo que o apóstolo Paulo nos diz é de conhecer a Cristo. La seconda cosa A segunda coisa è quella di tornare ad avere timore di Dio, rispetto per Dio. é de termos temor a Deus, respeito por Deus. La terza cosa A terceira coisa è quella di avere comunione con le sofferenze di Cristo. é a participação nos seus sofrimentos. In Romani nel capitolo 8, versetto 17 dice così: se siamo figli, siamo anche eredi e coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui per essere anche glorificati con Lui. Romanos capítulo 8, versículo 17 diz assim: se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Ma in partecipare alle sofferenze di Cristo Mas no participar do sofrimento de Cristo, è un qualcosa che c'è scritto in tantissime parti della Bibbia. é algo que está escrito em várias partes da C'è scritto in Bíblia. Filippesi, c'è scritto in Romani, c'è scritto in Pietro. Está escrito em Filipenses, Romanos, Pedro. Ma questo versetto di Romani mi piace particolarmente, Mas esse versículo de Romanos eu gosto muito. perché dice così: se veramente soffriamo con Lui, Porque diz assim: se realmente nós sofremos com Ele, noi siamo eredi di Dio se veramente soffriamo con Lui Nós- per essere anche glorificati con Lui. nós somos herdeiros de Cristo se realmente sofremos com Lui para sermos glorificados com Ele. Vi faccio una domanda: Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. qual è il luogo Qual é o lugar in cui la sofferenza em que o sofrimento e la glorificazione e a glorificação si incontrano? se encontram? C'è un luogo Tem um lugar in cui la sofferenza, em que o sofrimento, in cui la sofferenza di Cristo, che è quella che noi dobbiamo condividere, em que o sofrimento de Cristo, que é aquela que nós tivemos que compartilhar, e la gloria di Cristo, e a glória de Cristo, che è quella a cui noi partecipiamo se soffriamo con Lui, que aquela que nós participamos se nós sofremos com Ele, si incontrano. se encontram. È la croce. É a cruz.
nella croce si incontrano la sofferenza e la gloria di Cristo. Na cruz se encontra o sofrimento e a glória de Perché Cristo. sulla croce Gesù ha sofferto, Porque é na cruz que Jesus sofreu, portando su di sé tutti i peccati. levando sobre ele todos os nossos pecados. Ma a causa della croce, Mas por causa da cruz, come c'è scritto in Filippesi 2, como está escrito em Filipenses 2, Dio ha dato a Gesù un nome che è al di sopra di ogni altro nome. Deus deu a Jesus um nome que é acima de outro E nome. quindi sulla croce si incontrano la sofferenza e la gloria. Então, sobre a cruz se encontra o sofrimento e a glória. E il terzo punto in cui noi dobbiamo avere una vita nuova E o terceiro ponto que nós temos que ter uma vida nova per raggiungere questo obiettivo che è Cristo para chegar nesse objetivo que é Cristo è proprio condividere con Gesù questa sofferenza. é para dividir com Jesus esse sofrimento. Ovvero niente più, niente meno Ou, nada mais, nada menos di ciò che Gesù ci ha sempre insegnato. daquilo que Jesus nos ensinou. Ognuno di noi deve portare la sua croce. Todos nós devemos carregar a nossa cruz. Ognuno di noi deve portare questa croce che è la sofferenza e la gloria di Cristo. Todos nós temos que carregar essa cruz, que é o sofrimento e a glória de Cristo. Se noi portiamo questa croce, Se nós levamos essa cruz, come c'è scritto in Romani 8, como está escrito em Romanos 8, portando la sofferenza e la gloria di Cristo, levando o sofrimento e a glória de Cristo, noi saremo eredi di Cristo, nós seremos herdeiros de Cristo, coeredi con Cristo. co-herdeiros de Cristo. La croce è il terzo punto di questo elenco che Paolo ci fa. A cruz é o terceiro ponto desse elenco que Paulo nos faz. Cos'è la croce? O que é a cruz? In parole povere. Em palavras pobres, em palavras simples, Rinuncia. renúncia. La croce è la rinuncia. A cruz é renúncia. Ciò che noi carichiamo Aquilo que nós carregamos per avere una vita degna di seguire Cristo para ter uma vida digna de seguir a Cristo fa sì che noi dobbiamo lasciare indietro qualcosa. faz com que nós deixamos para trás alguma coisa. Ognuno deve lasciare dietro, come Gesù dice, padre, madre, fratelli, sorelle, amici, bla bla bla. Cada de nós temos que deixar para trás algumas coisas que Deus nos pede. Pai, mãe, amigos, amigas. Caricare la propria croce Carregar a própria cruz e seguire Gesù. e seguir a Jesus. La croce ci parla di rinuncia. A cruz nos fala de renúncia. È il terzo punto di cui Paolo ci dice, O terceiro ponto em que Paulo diz in cui noi dobbiamo avere una vita nuova per raggiungere questo obiettivo che è Cristo. em que nós temos que viver uma vida nova para nós chegarmos no nosso objetivo que é Cristo, È la rinuncia. é a renúncia. Quarto punto, O quarto ponto, stiamo già per terminare. nós estamos terminando. Già. Essere come Lui nella sua morte. Ser como Ele na sua morte. Che cosa significa questo? O que significa isso? Cosa significa essere come Gesù nella sua morte? O que significa ser como Jesus na sua morte? Qual è stato lo scopo della morte di Gesù? Qual está o objetivo da morte de Jesus? L'abbiamo appena detto. Nós dissemos agora. Caricare su di Lui i nostri peccati. Carregar sobre Ele os nossos pecados. Lo scopo della morte di Gesù O objetivo da morte de Jesus era quello di redimerci, era querer nos trazer redenção. è quello di riscattarci. Era querer nos resgatar. E se noi dobbiamo essere come Lui nella sua morte, Então, se nós devemos ser como Ele na sua morte, noi dobbiamo fare lo stesso. nós temos que fazer igual. Cosa vuol dire? Che noi abbiamo il potere di perdonare i peccati come faceva Gesù, di riscattare persone? O que quer dizer que nós temos o poder de perdoar pecados e resgatar pessoas? Assolutamente no. Não, absolutamente não. Ma quello che noi possiamo fare Mas aquilo que nós podemos fazer per essere simili a Lui nella morte para ser semelhante a Ele na morte è quello di portare persone a Cristo, é aquilo de trazer pessoas para Cristo. o quantomeno di stare vicino alle persone intorno a noi, Ou estar perto de pessoas, avere compassione per le anime, ou ter compaixão pelas almas, aiutare i nostri fratelli e le nostre sorelle, ajudar os nossos irmãos e nossas irmãs, fare il possibile per mettere frutti nel regno di Dio, fazer o possível para colocar frutos no reino de Deus, raggiungendo il maggior numero possibile di anime. chegando ao maior número possível de almas. Questo è il quarto punto di questa lista di punti che Paolo ci fa, che dice che lui ha compiuto per guadagnare Cristo. Esse é o quarto ponto em que Paulo nos faz, que ele diz que ele fez para conseguir ganhar Cristo. Avere compassione per le anime, Ter compaixão pelas almas. così come Gesù l'ha avuta, Assim como Jesus teve. tanto da farsi uomo, scendere sulla terra, morire in croce per noi. Ele se fez o homem
veio sobre a terra e morreu sobre a cruz para nós. Proprio per noi l'ha fatta. Próprio para nós ele fez. E se noi dobbiamo essere simili a Lui quando è stato morto, E se nós temos que ser semelhantes a ele quando ele morreu, noi dobbiamo avere questo stesso sentimento. nós temos que ter o mesmo sentimento, Compassione per le anime. compaixão pelas almas. E vi dirò di più. Eu quero dizer ainda mais. Quando Paolo scrive proprio queste parole, perché per me il vivere è Cristo, Quando Paulo escreve essas palavras, porque o meu viver é Cristo, anche se ognuno di questi punti mesmo que cada desses pontos che poi Paolo ha spiegato que Paulo explicou, sono punti essenziali per raggiungere questo obiettivo che è Cristo, são pontos essenciais para chegar nesse objetivo que é Cristo. e quando Paolo ha scritto proprio queste parole, lui si riferiva proprio a questo quarto punto. Quando Paulo escreveu essas palavras, ele se referia próprio a esse quarto ponto. Infatti se vi ricordate, Paolo ha detto così: infatti per me il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Se vocês se lembram, Paulo diz: o morrer é Cristo e o viver é lucro. E sono E o stretto morrer é da, lucro. e sono stretto da due lati. Da una parte ho il desiderio di morire e di essere con Cristo perché è molto meglio. São. Tem aqui? Ah, ok. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Ma dall'altra il mio rimanere nel corpo, il mio restare in vita, il mio vivere che è Cristo, è più necessario per voi. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. Quindi quando Paolo dice queste parole, Então, quando Paulo diz essas palavras, raccontandoci nos contando qual è l'obiettivo della sua vita, qual é o objetivo da sua vida, che è Cristo, que é Jesus Cristo, lui si stava riferendo al quarto di questi punti qua, Paulo estava se referindo ao quarto ponto, la compassione per gli altri. a compaixão pelos Paolo diceva: io outros. voglio restare in vita per voi, Paulo diz: eu quero permanecer em vida por vocês, per edificare la Chiesa, para edificar a igreja, per conquistare altre anime, para conquistar outras per almas, stare vicino ai caduti, para estar perto das pessoas que caíram, per rialzare gli ammalati, para levantar os que estão doentes, per dare parole di incoraggiamento e di speranza. para dar coragem e esperança. Questo è quello che noi dobbiamo fare come per avere compassione per le anime. E isso é aquilo que nós devemos fazer para ter compaixão pelas almas. E guardate che tutto questo porta un grande frutto. E olhem que tudo isso traz grandes frutos. Sono stato ieri a visitare il marito della missionaria Sandra, Eu fui ontem visitar o marido da missionária il Sandra, nostro fratello Alberto, che come molti di voi sanno è ricoverato ormai quasi da un mese, no? como o nosso irmão Alberto, que ele está no hospital há mais ou menos um mês. E in lui veramente possiamo dire che abbiamo visto un miracolo di Dio, no? Nele nós podemos realmente dizer que nós vimos o milagre de Deus. Perché anche se abbiamo detto che non vediamo tantissimi miracoli, Porque mesmo que nós dissemos que não vemos tantos milagres al giorno d'oggi nos dias de hoje, anche i dottori sono rimasti strabiliati da ciò che è successo con la vita del nostro fratello Alberto. mesmo os doutores ficaram sem explicação com o que aconteceu sobre a vida dele. E lui ha avuto una emorragia cerebrale Ele teve uma hemorragia cerebral e solitamente, e normalmente, molto spesso diciamo, muitas vezes, quando una persona ha una situazione del genere, quando uma pessoa passa por isso, non rimane in vita. não permanece em vida. Eppure Alberto ha continuato a vivere. Mas Alberto continuou a viver. Ma il miracolo non si è fermato a questo, Mas o milagre não parou só aí. perché i dottori sono stati molto chiari. Porque os médicos foram muito claros. Solitamente quando una persona ha un'emorragia cerebrale di questo tipo, Muitas vezes, normalmente, quando uma pessoa tem uma hemorragia cerebral, se rimane in vita, se permanece em vida, ha quasi sempre una ripercussione há sempre uma repercussão o sulle abilità motorie ou suas habilidades motórias o sul parlare, ou no falar. perché questa emorragia danneggia il cervello. Porque essa hemorragia danifica o cérebro. Vi assicuro che ho visto Alberto ieri, Eu posso dizer que eu vi o Alberto ontem. parla molto bene, Fala muito bem. parla molto proprio in Fala generale. muito mesmo, muito.
e non ha avuto nessun danno fisico. não teve nenhum dano físico. Adesso sta facendo riabilitazione, anzi è dimagrito 20 kg, mi ha detto con gioia. Ele emagreceu 20 quilos, mas está fazendo reabilitação. Insomma, tornerà presto a camminare, tornerà presto qua con noi. Ele vai voltar rápido aqui na igreja, vai voltar rápido a caminhar. E sapete la cosa che più di tutto mi ha colpito, no? È che lui non sapeva che sarei andato a trovarlo. E aquilo que mais me tocou, Che lui non sapeva che io sarei andato a trovarlo. que ele não sabia que eu ia visitar ele. E quando sono arrivato alla porta della sua camera, no? Quando eu cheguei na porta do quarto dele, Mi ha guardato come vedesse un miraggio, no? ele me olhou como se visse uma miragem. Perché penso che è tanti giorni che non vedeva nessuno, no? Da parte degli infermieri. Porque há muitos dias que ele não via ninguém a parte dos enfermeiros. Le regole dell'ospedale sono abbastanza severe sulle visite. Queste As cose qua. regras do hospital são muito severas com as visitas. E mi ha guardato come, sapete, come non vedesse una persona da 100 anni. E me olhou como se não tivesse visto uma pessoa de mais ou menos 100 anos. E questo per dirvi, fratelli, che basta pochissimo del nostro agire Isso para dizer, irmãos, que basta pouco do nosso agir per riempire la vita delle altre persone, para encher a vida das outras pessoas. riempirla con una felicità Encher com alegria, che proviene da Dio, uma felicidade que vem de Deus. compassione per le anime. Compaixão por as almas. Paolo intendeva questo quando diceva il mio vivere è Cristo. Paulo entendia isso quando disse: o meu viver é Cristo. Se vi ricordate abbiamo cominciato questa parola Se vocês se lembram, nós começamos essa palavra con le quattro critiche che Dio ha fatto ai sacerdoti al tempo del profeta Samuele. com as 4 críticas que Deus fez ao sacerdote no tempo de Samuel. Il non conoscere Cristo, il non avere intimità con Dio, scusate. O não ter intimidade com Deus. Il non avere timore e rispetto di Dio. O não ter temor e respeito de Deus. Il non vivere la rinuncia nella loro vita. O não viver a renúncia na vida E deles. non avere compassione per il popolo. E o não ter compaixão pelos povos. Tutto questo ha portato a uno stato di tiepidezza spirituale al tempo del profeta Samuele. Tudo isso levou a um tempo de pessoas mornas no tempo de Samuel. Allo stesso modo Paolo No mesmo modo, Paulo ci dice 4 istruzioni nos diz 4 instruções per poter guadagnare Cristo para podermos ganhar Cristo. e dire che il nostro vivere è Cristo. Para dizer que nosso viver é Cristo. La prima A primeira è conoscere Cristo, é conhecer a Cristo. avere intimità con Lui. É ter intimidade com Ele. La seconda è tornare a avere timore di Dio A segunda é ter temor a Deus e del suo potere nelle nostre e vite. do seu poder nas nossas vidas. La terza A terceira è quella che dice di avere comunione con le sofferenze di Cristo, ovvero la rinuncia. é aquilo que diz que para nós termos comunhão com o sofrimento de Cristo, a renúncia. E la quarta E a quarta è quella di tornare a avere compassione per le anime. é aquele de voltar a ter compaixão pelas almas. Se noi vogliamo vivere Se nós queremos viver un tempo di sovrannaturale nelle nostre vite, tempo de sobrenatural nas nossas vidas, un tempo diverso da quello che vivevano al tempo del profeta Samuele tempo diferente daquilo que nós vivíamos no profeta Samuel, e forse diverso da quello che tu stai vivendo oggi nella tua vita, talvez diferente daquilo que você está vivendo na sua vida. allora comincia a sistemare queste 4 aree della tua vita. Ela comincia a colocar em ordem essas 4 áreas da tua vida. Comincia ad avvicinarci di più di Dio Começa a chegar mais a Deus attraverso la preghiera, através da oração, attraverso la lettura della parola através da leitura da e palavra attraverso le esperienze che puoi fare con lo Spirito Santo. e através das experiências que tu pode fazer com o Espírito Santo. Torna ad avere timore della potenza di Dio nella tua vita, Volta a ter temor do poder de Deus na tua vida, perché la potenza di Dio nella tua vita porque o poder de Deus na tua vida è quella che può permetterti di ristabilirti, é aquele que pode te permitir de te restabelecer. è quella che può vivificarti, É aquele que te pode trazer vida. è quella che può rialzarti quando sei caduto. É aquele que te pode levantar quando você caiu. Oltre a questo, Além disso, se vuoi vivere un tempo di miracoli, un tempo di sovrannaturale nella tua vita, se você quiser viver um tempo de milagre sobrenatural na tua vida,
Inizia a vivere una vita di rinuncia se già non lo stai facendo. Começa a viver uma vida de renúncia se você não está vivendo. Un tempo di vivere la croce di Cristo, Um tempo de viver a cruz de Cristo. con le sofferenze e la gloria che derivano dalla croce di Cristo. Com o sofrimento e a glória que vem da cruz de Cristo. E infine, Enfim, torna a avere compassione per le anime. volta a ter compaixão pelas almas. Stai vicino ai tuoi fratelli, alle tue sorelle, Fica perto dos teus irmãos, das tuas irmãs, dei tuoi familiari. da tua família. Basta poco Basta pouco per fare la differenza nella vita di molti. para fazer a diferença na vida de muitos. Questo Isso è il vivere é o viver che è Cristo. que é Cristo. Io voglio invitarti a alzarti Eu gostaria de convidar você para se levantar de pé. per fare una preghiera, chiamo il gruppo di lode. Para fazermos uma oração, eu gostaria de chamar o grupo de louvor. La cosa più bella sicuramente, no? Aquilo que é mais bonito È la promessa e la speranza che la parola di Dio ci dà in quel passo del profeta Samuele. é a promessa e a esperança que Cristo te dá naquele versículo de Samuel. Perché se è vero Porque se é verdade che a quel tempo c'era una tiepidezza spirituale, que naquele tempo tinha um tempo morna e c'erano poche manifestazioni dello Spirito Santo, e tinham poucas manifestações do Espírito Santo, la parola di Dio ci dice che la lampada nel tempio era ancora accesa. a palavra de Deus diz que a lâmpada no templo era ainda acesa. Questa lampada, Essa lâmpada, questa luce essa luz ci parla di speranza. nos fala de esperança. Tu che oggi ti senti lontano Você hoje que se sente longe da questo obiettivo che è Cristo, desse objetivo que é Cristo. tu che senti che non hai una grande intimità con Lui, Você que não sente que tem uma grande intimidade com Deus. tu che senti che hai perso un po' di timore di Dio, Você que sente que perdeu o temor a Deus. tu che sai che i tuoi comportamenti di oggi, i tuoi atteggiamenti di oggi, le tue attitudini Você que sabe que os seus comportamentos, o modo de viver de hoje, non riflettono una persona che ha timore di Dio. não reflete uma pessoa que tem temor a Deus. Tu che hai perso un po' questa abitudine alla rinuncia, Você que perdeu esse costume de renunciar. o tu che hai perso un po' questo amore per le anime. Ou você que perdeu esse amor para as almas. La parola di Dio oggi ti dà una speranza. A palavra de Deus hoje te dá uma esperança. La luce nel tempio è ancora accesa. A luz no templo é ainda acesa. Allo stesso modo Gesù alla chiesa di Laodicea No mesmo modo, Jesus, a igreja de Laodiceia, promette di essere alla porta e bussare. promete de ser a porta e bater. Gesù è pronto a farsi riavvicinare da te. Jesus é pronto para chegar perto de você. Torniamo a vivere il nostro obiettivo che è Cristo. Vamos voltar a viver o nosso objetivo, que é Cristo. Amen. Amém? Signore, nel nome di Gesù noi vogliamo ringraziarti e pregarti questa sera perché ogni parola, Signore, che è stata lanciata oggi in questa terra possa portare molto frutto, Signore, che noi possiamo venire a vivere, Signore, una nuova vita in Te, perché desideriamo, Signore, vedere i grandi segni e prodigi, Signore, in mezzo a noi. Io ti chiedo, Padre, che tu possa mettere in noi questo desiderio di vivere per Te e in Te, Signore. Io ti chiedo di mettere in noi questo desiderio di avere una conoscenza più intima di Te, di tornare a avere timore per Te, di tornare a avere una vita di rinuncia, di tornare a avere compassione per le anime. Che ognuna di queste cose che questa sera è stata predicata, dove, Signore, trova uno spazio per parlare con noi all'interno del nostro cuore, possa non solamente parlare, ma mettere un seme che porti molto frutto, che noi possiamo cambiare le nostre vite, Signore, secondo la Tua volontà. Vieni a trasformarci, modellarci, Signore. Compi, Signore, il Tuo meglio in mezzo a noi e in noi, affinché noi possiamo essere a Tua immagine e somiglianza, pronti per dire anche noi, come Paolo ha detto, il nostro vivere è Cristo. Io ti prego per questo nel nome di Gesù. Amen. Anche se
anch'io di te mi fido. Dammi un cuore che non c'è, dammi un cuore che non teme, guidami. Dammi un cuore che perdona, una fede che continua a credere. È buio intorno a me, il vento è forte, ma tu non mi lasci, non mi lasci mai, tu non mi lasci. La notte è lunga, ma il giorno arriverà. La tua luce in me mi sta cambiando. Dammi un cuore che non c'è, dammi un cuore che non teme, guidami. Dammi un cuore che perdona, una fede che continua a credere. Dammi un cuore che non c'è, dammi un cuore che non teme, guidami. Dammi un cuore che perdona, una fede che continua a credere. tu sei fedele, non mi lasci, tu sei fedele, tu mi porti. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Gesù, tu sei. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi porti oltre tutti i miei limiti. Tu sei. Tu sei fedele, non mi lasci. Tu sei fedele, tu mi
Facciamo un applauso al Signore per concludere questo culto, che Dio possa ricevere ogni nostra migliore lode, adorazione, oggi, questa sera, ma in tutti i giorni di questa settimana, che possiamo avere una vita di adorazione a Dio. Stiamo già per completare il culto, per terminare il culto. I compleanni di questa settimana, chi ha compiuto gli anni questa settimana? Benjamin. Vieni Benji. Qualcun altro che ha compiuto gli anni? Nessuno? Solo Benji. Tutto il palco per Benji. Ok, dopo c'è la cucina, penso. Sì, c'è la cucina, quindi ci fermiamo qua a mangiare qualcosa, non andate via. Vi ricordo, là dietro sul tavolo ci sono i fogli per le iscrizioni. Chi vuole iscriversi, scriva là il suo nome prima di andare a casa. Preghiamo allora, vi chiedo di alzare le vostre mani per benedire questo bellissimo bambino. Signore, nel nome di Gesù, oggi mettiamo davanti a te, Signore, la vita di Benji. Tu, Signore, possa riempire questo suo anno di felicità, Signore, di gioia, di allegria, possa riempirlo del tuo meglio, Signore, ti chiedo dal profondo del cuore. Non fare mai mancare la tua presenza, Signore, nella sua vita in ogni giorno di questo nuovo anno, Signore. Vieni ad abbracciarlo con i tuoi migliori abbracci, Signore, regalagli, Signore, i tuoi migliori sorrisi, che sempre tu possa essere per lui una fonte di ispirazione, Signore, una guida, e possa sempre tenerlo, Signore, per mano, Signore, in ognuno di questi giorni, di questo nuovo anno. Benedici questo suo compleanno nel nome di Gesù. Amen. Dio possa benedire la settimana di tutti quanti noi, ogni casa qua rappresentata, che possa essere piena dell'amore, della gioia, dell'allegria che viene dal nostro Signore. Facciamo così con le nostre mani per prendere la benedizione da parte di Dio, e allora che l'amore di Dio Padre, che la grazia